Veneto si prepara ad accogliere altri 448 profughi, ma le strutture religiose e pubbliche sono già messe a dura prova. Per questo il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, ha convocato per lunedì 12 maggio il tavolo regionale di coordinamento sull'immigrazione per coinvolgere anche gli enti locali. Sono già 1 migliaio gli immigrati attualmente ospitati nel nord-est e Mestre ne ha accolto una quantità massiccia, circa un centinaio, e sta registrando disagi legati alla mancata integrazione. Il centro di Via del Gaggiano a Zelarino, di proprietà della Caritas, è una polveriera. È occupato abusivamente da oltre un anno da una piccola cellula di profughi proveniente dalla Libia, a cui però si sono aggiunti altri immigrati. Un'ispezione dei vigili del fuoco ha rivelato nella struttura gravi carenze igieniche e di sicurezza. Gli extracomunitari vivono in locali dove l'impianto elettrico e quello dell'erogazione del gas sono a rischio. Soltanto ieri un ospite sudanese ha dato fuoco ai pioppi, provocando un incendio che si è esteso ad una catasta di plastica del giardino della villetta accanto, e un 34enne nigeriano si è ferito tentando di spegnere le fiamme. Nel centro trovano rifugio anche microcriminali che vengono protetti nel caso la polizia si rechi a prelevarli, e nella zona sono aumentati i piccoli furti. Una situazione esplosiva contro cui i residenti stanno preparando una lettera aperta al prefetto.